Amici carissimi, buongiorno! Buongiorno! Benvenuti a tutti quelli che ci aspettavano che finalmente noi facessimo qualche registrazione. Noi, dopo tanto tempo passato tra lockdown, eccetera, eccetera, finalmente oggi ci siamo decisi perché? Per annunciarvi una bellissima notizia che diciamo ci ha accompagnato per qualche giorno. Perché l'abbiamo ricevuta da pochissimo tempo. Abbiamo pensato oggi di fare questa registrazione e farvi naturalmente partecipi della nostra gioia. Perché allora, oggi per noi posso è parlare? finito. Posso parlare? Prego. Innanzitutto dobbiamo chiarire una cosa. Dobbiamo chiarire una cosa. Innanzitutto devo darvi una brutta notizia. Mi sto rivolgendo a tutti quelli che fino ad oggi speravano naturalmente che noi pagassimo per quello che non abbiamo fatto. La brutta notizia è che purtroppo per voi noi siamo stati assolti in formula piena perché il fatto non sussiste. Sto parlando io del processo per maltrattamenti a Maria di Trapani. Abbiamo ricevuto questa bellissima notizia, per noi naturalmente. Per noi bellissima notizia, per voi dipende. Attenzione, mi sto rivolgendo io a quelli che speravano, perché naturalmente oltre ai commenti positivi c'erano anche i fans che speravano che noi pagassimo per cose che non abbiamo fatto. Per noi è stata la fine di un incubo, perché ci ha accompagnato per 3 anni, pensate per bene, molti dal 2017 per molti anni, da quando è partita tutta questa storia. Ne abbiamo visto di tutti i colori, Ci hanno preso per mostri, ci hanno preso per approfittatori. Abbiamo insomma, passato di dei momenti veramente bui, soprattutto in famiglia, soprattutto per i nostri figli, perché sono stati veramente dei momenti brutti per tutti noi, dei momenti che non lo auguro a nessuno, tranne alle persone che hanno voluto tutto questo per noi. Certo. Perché le persone che hanno voluto tutto questo per noi, questo ce lo auguro con tutto il cuore, di passare quello che abbiamo passato noi e oltre. Questa bella notizia l'abbiamo ricevuta il giorno 13, la settimana passata, il giorno 13, 10 giorni fa. Sì. Solo che abbiamo aspettato a dirvelo perché naturalmente noi aspettavamo un certificato chiaro, leggibile, cartaceo, dove naturalmente c'era scritto effettivamente, perché a chiacchiere uno può dire quello che vuole e noi sappiamo benissimo che le chiacchiere camminano e volano. Lo so, purtroppo la gente chiacchiera tanto. Anche la nostra situazione, a forza di chiacchiere, vedete come abbiamo pagato, e sono state chiacchiere, perciò. Comunque, per cui, prima di darvi... l'importante è che siamo usciti fuori da questo incubo, perché è stato veramente dei momenti bruttissimi per noi, perché essere accusati in questo modo senza aver fatto niente e dopo aver fatto anzi del bene è veramente brutto, Ringrazio non per me, perché io ho un carattere forte, perché la giustizia, vi posso dire che esiste, perché con il tempo e con la pazienza prima o poi la verità viene sempre a galla. Tranquilli. E noi abbiamo avuto questa bella notizia e ci ha riempito il cuore per coprire un po' di sofferenza di quello che ci ha lasciato tutta questa storia. Un poco. È finito ormai, dai. Ce l'abbiamo fatta. Tranquillo. È stato un incubo che non lo auguro a nessuno, come ho detto prima, tranne a chi ha voluto tutta questa cattiveria nei nostri confronti. Abbiamo sofferto tanto e soprattutto i miei figli hanno sofferto tanto. Però, ringraziando a Dio, abbiamo avuto la giustizia che meritavamo, la giustizia dai tribunali. Adesso vogliamo anche giustizia mediatica. Aiutateci voi a spargere notizie. Per tutte le emittenti. Prima cosa, iscrivetevi al canale, che chi se vuoi tantissimo, vi raccomando, iscrivetevi al canale. Le emittenti giornali a livello locale, a livello nazionale. Questi giornali, emittenti televisivi, appena si tratta di mostri,
quelli in prima linea, manco tempo di nascere la notizia dal Manco tribunale, tempo di condannarli, già automaticamente tutte le TV parlavano di noi, Purtroppo- senza sapere se era vero o non era vero, già ci etichettavano come mostri, gli aguzzini, Ci hanno- mostri, di tutto e di più. Siamo stati seriamente danneggiati Molto. dalle parole, dalla cattiveria, e siamo stati seriamente danneggiati. Molto, molto. Però tutto alla fine torna, e se uno fa il bene torna il bene, se fa il male torna il male, e mi auguro veramente che chi ha voluto male alla mia famiglia riceva tutto quello che ha voluto sulla mia persona. Ringrazio tutti quelli Ce che l'abbiamo ci hanno fatta. sostenuto in questi anni passati, che ci hanno creduto soprattutto, che hanno creduto in noi, che ci hanno sostenuto con le loro parole, il loro aiuto morale. E che hanno cercato di far uscire fuori la verità, perché Esatto. chi ci conosce la sapeva da subito la verità. Chi non ci conosce ci ha etichettato, ma non fa niente. Anche questa esperienza è servita, che l'esperienza che ho avuto è che una deve fare bene, ma solo a chi lo merita. Purtroppo non si può fare bene indistintamente, perché molto bene viene ripagato a male. È così purtroppo. A noi ci rimane solo questa brutta esperienza che ci ha insegnato moltissimo, dopo tutte le sofferenze che abbiamo avuto. Allora, io dico che tutte le esperienze che si vivono nella vita non si vivono per caso, ma se si vivono un motivo c'è. Evidentemente avevamo bisogno di questa lezione di vita e l'abbiamo avuto, punto. Siamo qua, alla volontà Grazie di chi è ancora. sopra di noi. Grazie ancora a tutti quelli che hanno creduto in noi, e vi raccomando, aiutateci a far venire a galla questa cosa mediaticamente. Iscrivetevi al canale e distribuite questo video, cioè condividete, se distribuite. Veramente Si vede che non sei più abituato alle telecamere, perché ultimamente condividete questo video e fatelo ultimamente sapere a tutti, vi ci ho raccomando. vietato le telecamere, nel senso che eravamo un po' giù di morale, magari abbiamo preferito, tra i riflessi di tutta questa quarantena forzata, che dopo l'esperienza che avevamo avuto, tutta sta quarantena ci ha portato un po' giù di morale, e penso che un po' a tutti ha demoralizzato, a livello che magari più sensibile ha creato dei problemi non indifferenti questo modo di vivere che per ora dobbiamo fare per sconfiggere questo maledetto virus, e cercare di farlo spargere meno possibile, perché alla fine l'importante è questo. Scusateci se siamo un po' impappinati, soprattutto io, ma In momenti come questi, per ora sono dei momenti particolari. anche perché noi molto felici. possiamo contare solamente sulle nostre forze, perché ripeto, per quanto riguarda all'inizio, quando noi eravamo etichettati come mostri, già neanche il tempo di uscire la notizia lo sapeva tutto il mondo intero. Adesso che sono passati già 10 giorni e più che noi abbiamo avuto la soluzione per non aver compiuto il fatto, nessuno ne parla. Nelle televisioni non sanno nessuno, solo noi, ci dobbiamo aiutare solo noi. E se volete, Ci potete aiutare pure voi. Vi Grazie. raccomando, iscrivetevi al canale. Grazie soprattutto ancora. a chi ci ha sempre appoggiato, e chi ci conosce e chi ci ha conosciuto sapeva qual era la Soprattutto verità. qua per la Lupacchiotta che ha sofferto tantissimo. La sofferenza è stata per tutto. Non da aiutare a dare baci, perché come parete ne sta approfittando. Se ne sta approfittando, eh? Va bene. Ci vediamo naturalmente alle prossime registrazioni. Non Ciao a dimenticate, tutti. iscrivetevi al canale e condividete questo video. Anche perché ora partiamo alla grande, eh? Ciao ciao dai Lupacchiotti. Ciao! Ciao.